Il Covid alza la pressione. In Veneto l'incidenza dei contagi è al 7,28%. Nell'area berica sono 93 i ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. Luca Zaia nel summit con i direttori generali delle ULSS Venete pone le basi per un nuovo piano di sanità pubblica. Noi abbiamo l'obbligo di pensare ancora ai Covid Hospital, abbiamo l'obbligo di pensare ancora a un piano, qualora ci fosse la necessità, di ridurre alcune attività ospedaliere per lasciare spazio ovviamente nuovamente ai team di cura che si concentreranno nelle malattie infettive, nelle pneumologie e nelle terapie intensive. Oggi la fascia d'età più colpita dal virus è quella dai 0 ai 20 anni. Il Covid ha cambiato target e anche i tempi di guarigione sono mutati. Oggi abbiamo delle mutazioni che sono più altamente contagiose, hanno cariche virali più importanti, dove i pazienti si negativizzano non più in 8 giorni, diciamo mediamente, ma in 13 giorni. Si parla di giovani e si pensa alle scuole che nella dinamica del contagio hanno un ruolo. Chiudere una scuola è sempre una sconfitta, però si vede che l'andamento della curva segue l'apertura o la chiusura delle scuole. La guerra al Covid ha un fronte fondamentale, quello dei vaccini. La campagna di immunizzazione verrà alimentata dall'arrivo in Italia di milioni di nuove dosi a partire da aprile. Ora si tratta di mettere a punto un'organizzazione che permetta una grande potenza di fuoco, con centri vaccinali aperti tutti i giorni, anche la domenica. Stamattina abbiamo fatto un punto della situazione sui vaccini e abbiamo chiesto ai direttori comunque di arrivare a 45-50 mila vaccini al giorno, medici di base schierati in campo a fianco agli altri vaccinatori e ovviamente con una visione, insomma i medici di base hanno un ruolo importante nelle vaccinazioni, perché qua siamo davanti alla più grande vaccinazione della storia.